19 luglio 1966. Una frana interessò la parte estrema occidentale della città di Girgenti. I primi movimenti franosi si avvertirono intorno alle 7 del mattino, quando per fortuna un netturbino, Francesco Farrugia, diede l'allarme salvando la vita di numerose persone. Erano gli anni di emigrazione, di massa lasciavano la città, anche se contemporaneamente si costruivano decine di migliaia di vani, molti dei quali in contrasto con le norme urbanistiche. Fortunatamente tra i primi segnali di crollo e la frana vera e propria che successivamente inghiottì interi palazzi, gli abitanti dell'Addolorata riuscirono a mettersi in salvo. I movimenti franosi si manifestarono anche nei giorni seguenti per un periodo di un mese, causando crolli e dissesti vari nel territorio. La frana trascinò a valle circa 20 ettari, gran parte edificati. 4 edifici crollarono, numerosi altri subirono danni irreparabili, strade e chiese rimasero inagibili. La parte più colpita fu la zona del quartiere dell'Addolorata ed il quartiere di San Michele, con lo sgombero immediato di oltre 5.000 senza tetto. L'evento franoso principale si verificò tra la via Dante, via Santo Stefano e la discesa per Porto Empedocle. Furono rasi al suolo tutti gli edifici, ad eccezione della chiesa dell'Addolorata. Rimasero gravemente lesionate la cattedrale di San Gerlando, la curia vescovile e la chiesa di Sant'Alfonso, chiamata Itria. Oltre 7.000 gli sfollati furono ospitati in 2 grandi tendopoli e visitate dall'allora capo del governo Aldo Moro e diversi ministri. Il comune fu commissariato, governi regionale e nazionale legiferarono per proteggere le persone ed il suolo per il futuro. Per porre fine allo sviluppo edilizio incontrollato in Italia e naturalmente ad Agrigento fu modificata la legge Ponte del 1942, tutelando maggiormente il territorio. Da quel momento ad Agrigento si decise di costruire nuovi quartieri lontano dal centro, che disgregarono completamente la vita sociale ed economica della città. Nacquero infatti Villa Seta e poi dopo Monserrato e Fontanelle. La frana di Agrigento è dunque l'esempio più eclatante degli effetti della speculazione edilizia, del boom economico che in tutto il territorio nazionale ed agrigentino causarono crolli e frane e soprattutto divisero le città formando satelliti e periferie.